Terza corsa, una prova di categoria FE per cavalli anziani. Sono in 7 dietro le ali della macchina. All'1 Corto Maltese, Antonio Greppi, 2 Mbella, Meissana, Enrico Bellei. 3 Cantico, Manuel Pistone, 4 Davidia, Giuseppe Ferrante, 5 Dustin Jett, Antonio Di Nardo, 6 Bipolare, Daniele Montanile. In seconda fila 7 Axel degli Ulivi, Carmine Pisquoglio. Autostart che inizia a prendere velocità. Il favorito è Dustin Jett, numero 5 dello schieramento. Partiti con Dustin Jett che va al comando nei confronti di Corto Maltese, di fuori Bipolare, poi Cantico, quindi Axel degli Ulivi, ancora Davidia. Si imbocca la prima piegata con Dustin Jett che ha ripreso in mano e ora guida tatticamente la corsa nei confronti di Corto Maltese, di fuori Bipolare, poi Cantico, quindi Axel degli Ulivi, 15,4 per il lancio. In vantaggio il favorito Dustin Jett, che può permettersi un percorso tranquillo, visto che avversari che puntano all'esterno non ce ne sono, cioè 38 per i primi 400 metri. In vantaggio Dustin Jett nei confronti di Bipolare, in corda rimane Corto Maltese, in pariglia Cantico, poi Davidia, quindi alla retroguardia Bella Meissan che si è ricongiunta dopo lo svarione iniziale. 46,5 per i primi 600 metri di corsa tranquilli per il battistrada, e favorito Dustin Jett che precede lungo la corda Corto Maltese. Di fuori è sempre Bipolare con in scia Cantico, poi Axel degli Ulivi con alle spalle Bella Meissan, Davidia che va a fare l'ultima pariglia. Primo chilometro che se ne va in 1,17,2. Per ora tutto comodo per Dustin Jett che continua a precedere Bipolare al largo e in corda Corto Maltese. Poi Axel degli Ulivi e Cantico, quindi Bella Meissan e Davidia non cambia nulla perché il leader con un 14,7 ha già messo in difficoltà Bipolare che è di fuori dal primo metro, Corto Maltese nella scia del battistrada, poi Axel degli Ulivi, quindi Bella Meissan. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo ha cambiato decisamente marcia Dustin Jett che ha lasciato i rivali sul posto, Corto Maltese ed Axel degli Ulivi che lottano alla seconda piazza. Dustin Jett nel finale, pur non perfetto di meccanica, viene a vincere come vuole. Al secondo Axel degli Ulivi, al terzo posto finisce Corto Maltese. 28,4 ad arrivare, 1,14,9 ragguaglio cronometrico per il successo di Dustin Jett in facile percorso di testa. Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, i colori della signora Caterina D'Agostino. Facile assunto per il favoritissimo Dustin Jett che si impone in percorso di testa a media di 1,14,9. L'unica cosa degna di nota, il 28,4 ad arrivare. Per il resto tutto facile, tutta routine per Dustin Jett e Antonio Di Nardo. A te Milena.